La sai l'ultima. Allora, c'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla tesi. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi. Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze. La sai l'ultima. C'è una sposina che porta suo marito dal sessuologo. Senta, dottore, mi deve aiutare. C'è un mio marito che non dando è pratico di sesso, lei mi capisce. Siamo sposati da 2 mesi e lui non va niente. Che sono pur sempre una donna, piacente, ho le mie voglie, le mie soddisfazioni. Sì, signora, adesso gli faccio degli esempi. Allora, signor Vitino, facciamo degli esempi per capire come si fanno certe cose, L'ape si posa sul fiore, Sì, l'ape, non ha capito, ha visto che non ha capito, è stato un colpo di fulmine, ma non pensavo che questo proprio. Allora sì, ora facciamo un altro esempio, signor Vito, La mucca con il toro, la mucca, sì, la mucca, la mucca, no, non ha capito. Allora, signor Vito, adesso veda tutto quello che succede con sua moglie, Signora, dobbiamo fare una cosa, sul lettino, Lei stia attento, signor Vito, si spogliano, si mettono sul lettino, alla fine finiscono, E allora, signor Vito, ha visto? Ha capito? Dubbi, domande? Sì, ho capito, però una domanda, ogni quanti giorni ve la devo portare? La sai l'ultima. A Bari c'è un doppiaggio di un cartone animato, il regista. Allora, giovani, venite qua, dovete dire questa frase. Ehi tu, maledetto topastro. Entri il primo. Ehi tu, maledetto topastro. No, grazie, è troppo impostata, non va bene. Il prossimo, allora, giovane, deve dire la frase. Ehi tu, maledetto topastro, va bene? Ehi tu, maledetto topastro. No. È un cartone animato, lei fa spaventare i bambini, no, mi dispiace. Vada, un altro, allora giovane, lei deve dire la stessa frase. Ehi tu, maledetto topastro, va bene? Ehi tu, maledetto topastro. Sì, questo mi piace, una bella voce da cartone animato. Allora, venga domani, sempre qui alle 10. No, domani non posso. La sai l'ultima. C'è un'anziana contessa di Bari che si vuole rifare il seno e ha avuto l'indirizzo di una clinica famosa in Svizzera. Va e trova questo dottore. Senta, dottore, io sono una contessa di Bari, ormai avanzata nell'età, però mi vorrei fare il seno, sai, come quello delle modelle. È possibile? Certo, 80 milioni. Ah, 80 milioni costa. No, c'è qualcosa di meno. Senta, in Italia a Salso Maggiore costano di meno e fanno lo stesso servizio. Difatti la contessa va in Italia a Salso Maggiore. Senta, io sono venuta, sai, vorrei farmi uno di quei bei sudi, sai, belli. Quanto costa? 5 milioni. Posso spendere 5 milioni. Solo, signora, le devo avvertire una cosa, che ogni tanto si sgonfiano, però c'è un movimento delle braccia che si rigonfiano e rinvigorisce. Ritorna a Bari dopo l'operazione questa contessa e incontra il suo ex marito ad un ricevimento. Ui, Michele, ti piace? Lina, ma come ti sei fatta bella! Non sembra proprio che hai tanti anni. Ti piace? E decidono di andare a fare l'amore. Lui va nel bagno e lei inizia a spogliarsi. Mentre si sta spogliando, si stanno sgonfiando. Aspetta, così. Esce dal bagno Michele. Oh, Lina, pure tu sei stata a Salso Maggiore! La sai l'ultima. C'è un signore che lavora sempre e trascura sua moglie ritornando sempre tardi a casa. Ehi, domani è il mio compleanno, non ti permette di rimanere a casa, che io devo venire con te al ristorante. Sì, va bene. Il giorno dopo lui lavora fino a tardi, le 11, il compleanno di Teresa, devo comprare qualche cosa. Si mette in macchina e cerca un negozio aperto. Lo trova, entra e ci sono degli animali. Senta, è il compleanno di mia moglie, ci avrebbe qualche cosa? Sì, c'è una rana dalla bocca larga, una razza speciale dell'Africa che è molto particolare e costa solo 400.000 lire.
Ah, e va bene, me la dia, un compleanno. Senta, un pacco regalo, grazie. Si mette in macchina, il pacco accanto e inizia ad andare verso casa. Il pacco a un certo punto inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. La rana esce dal pacco, sui pantaloni. Hai capito la rana? Hai capito la rana? Basta, basta. È che bella questa rana dalla bocca larga. E che dopo un po' il pacco inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. Ma che sei? Ti piace? Basta, ho detto basta. La rimette nel pacco. Arriva a casa la moglie infuriata. Tu non mi ami più, da domani io voglio il divorzio. Senti cara, buon compleanno. Apre il pacco. Una rana, ma che razza di regalo. Senti bella, questa come impara a cucinare? Tu da qua te ne vai.